Beh, come spettatore ho amato moltissimo, da sempre, le commedie. Non solo la commedia all'italiana, che è quella che preferisco, ma le commedie bellissime che hanno contrappuntato un po' tutta la storia del cinema. Le ho sempre trovate una forma di racconto speciale, perché unisce insieme il divertimento e anche la capacità di eh, dare la possibilità al grande pubblico di avvicinarsi a tematiche che affrontate non in maniera gaia, non in maniera leggiadra, potrebbero risultare troppo pesanti, troppo difficili. Quindi una formula veramente alla quale dobbiamo tanto. Io non ho mai fatto una commedia, anche se in alcuni miei film qualche volta c'è un po' di leggerezza, un po' di ironia, quindi forse quel mio vecchio produttore che qualche volta mi diceva prima o poi dovrei fare una commedia, forse si riferiva a questa mia componente scherzosa che c'è. Però finora proprio un film dichiaratamente commedia non l'ho fatto. Mai dire mai, mi piacerebbe. Nuovo Cinema Paradiso però per certi versi si può considerare, secondo lei, una commedia all'italiana, quelle che quando si ride si piange, quando si piange si ride. Beh, forse sì. Nuovo Cinema Paradiso può rientrare nella categoria. Mi ricordo che nei tamburini dei giornali veniva messo nella categoria delle commedie, oppure commedia sentimentale. Cioè, quindi sì, un Un po' po'. forse Nuovo Cinema Paradiso può rientrare con una certa elasticità nella categoria delle commedie. Però in genere per commedia si intende proprio il film dichiaratamente comico, no? Un po'. Da questo punto di vista non penso di averne fatti. Ma il nostro cinema è sempre stato così. Appena c'è un paio di film che vanno male, si suonano le campane a morto. Poi appena c'è un momento in cui qualche film invece riscuote l'adesione del pubblico, si urla alla rinascita, alla resurrezione. Che dire, le resurrezioni sono superiori alle presunte morti del nostro cinema e presumo che in questo momento si stia vivendo una di queste resurrezioni, perché dal punto di vista creativo il nostro cinema negli ultimi tempi ha dato segni di grandissima vitalità e anche il pubblico è tornato a dare attenzione ai film italiani senza quella sorta di pregiudizio che qualche volta ha segnato la disaffezione del nostro pubblico rispetto al prodotto nazionale. Questo pregiudizio in qualche maniera è venuto meno, ma devo dire che la cosa più importante è che da un po' di anni a questa parte veramente la creatività dei nostri autori, dei giovani registi che vengono alla ribalta e anche di nuovi sceneggiatori, dà una grande energia al nostro cinema, molto, molto interessante, al di là poi del box office che è ancora condizionato dal cambio di costume post-Covid, che è anche condizionato dai nuovi mezzi di diffusione dei film e che comunque non è più l'elemento centrale nella definizione di successo di un film. Il successo purtroppo non lo si misura più solo con l'esito al botteghino nei cinema. In questo senso dico che stiamo vivendo una stagione estremamente viva, al di là delle problematiche, delle leggi, del tax credit, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista creativo il nostro cinema sta vivendo una delle sue stagioni migliori. È tutto fermo perché la legge del tax credit è stata messa in discussione dal nuovo governo, si promette una riforma che non si sa bene quanto possa essere veramente correttiva rispetto ai difetti che venivano riconosciuti alla vecchia, però queste nuove norme ancora non sono venute fuori. Quindi il boom che c'era stato poco tempo fa anche di produzioni straniere che venivano a lavorare moltissimo in Italia, questo boom si è di colpo azzerato
e le nostre produzioni faticano a partire, e quindi è una situazione da questo punto di vista molto critica. E quindi è curioso che un momento di grande slancio creativo nel nostro cinema corrisponde invece a un momento di grande oscurantismo politico nei confronti del cinema. Sto lavorando a tutte e due le cose insieme. Sto finendo di montare un documentario che ho girato l'anno scorso, cioè quest'anno, ormai mi viene da dire l'anno scorso perché l'anno si è completato, e sto lavorando a un progetto di film che dovrebbe entrare in cantiere adesso l'anno nuovo, nel 2025. Ci può dire qualcosa in No. sul documentario? Non le posso dire niente. Ho sottoscritto degli accordi di riservatezza e non posso dire niente. Le dico subito, non ho pregiudizi nei confronti della serialità, ma proprio non li ho avuti mai. Allo stesso tempo le dico che non farei carte false pur di fare una serie televisiva, non ce l'ho la febbre del dovermi a tutti i costi sentire al passo con i tempi facendo una serie televisiva, non ce l'ho questa frenesia, però non ho pregiudizi, mi piacciono, non ne vedo moltissime, però ne vedo e spesso trovo dei prodotti molto interessanti, molto belli. Mi piace la possibilità di raccontare con un respiro di tempi che spesso il cinema non consente, e quindi dare a certe storie la loro reale dimensione narrativa. Tutto questo mi piace, però ripeto, non sento l'ansia di dover fare una serie. Ci sono stato vicino qualche volta, però poi per un motivo o per un altro non se ne è fatto niente. Quindi non escludo che un giorno possa accadere, però la prima cosa che penso la mattina quando mi guardo allo specchio non è oddio devo fare una serie, no. Senta, scusi, lei di fatto però una serie l'aveva fatta, l'abbiamo vista l'anno scorso alla Festa del Cinema di Roma. Ecco, dov'è il Camorrista adesso? In che fase sì, della sua vita è quella serie? Sì, in effetti una serie l'ho fatta negli anni quando ancora Esatto. il concetto di serie come la intendiamo oggi non c'era ancora. Erano gli anni, metà anni 80, in cui la grande stagione dello sceneggiato televisivo degli anni 60 e inizio anni 70 si era definitivamente concluso, e non si pensava che ci potesse essere in futuro una rinascita di quella forma di racconto. Il produttore del mio primo film evidentemente questo lo pensava, perché non potendo mettere in piedi il film Il Camorrista, essendo troppo costoso per un'opera prima, mi disse: se fai anche una versione a puntate più lunga insieme al film, io posso finanziare il progetto. E fu un'intuizione interessante. A me sembrò lì per lì una furbizia, forse lo è anche, ma fu invece una grande intuizione. Per cui il mio primo film è un film ma anche una serie televisiva. Poi la serie televisiva ha avuto una vita strana, non è mai stata mandata in onda. Adesso che l'abbiamo recuperata, l'abbiamo restaurata ed è già stata acquistata in vari paesi, proprio notizie di pochi giorni fa mi dicono che sta per andare in onda su una piattaforma. Però non posso dire quale, loro me l'hanno detto, però siccome io con questa serie se ne sono dette di tutti i colori e poi non è mai successo niente, vorrei evitare di fare gaffe. Però a quanto pare sta per approdare a una piattaforma. Cioè, io ho almeno un'idea al giorno per fare un film, però non per questo scrivo 365 soggetti all'anno. L'urgenza c'è sempre. Anzi, in genere dico ai ragazzi che incontro qualche volta nelle scuole che in realtà il mio mestiere consiste nel pensare storie, nel desiderarle, nel sognarle, anche nello svilupparle talvolta, e in certi casi anche nello scriverle, e basta. Questo è il mio mestiere.
Poi il fatto che qualche volta una di queste storie diventa un film è un incidente, è l'eccezione, non è la regola. Da questo punto di vista il mio mestiere io lo svolgo in maniera esemplare perché ho idee quotidianamente, però ho fatto pochi film perché di incidenti me ne sono capitati pochi. Le donne della mia famiglia, mia madre e mia nonna, sono state le maestre più importanti, le mie sorelle. Sì, ho avuto molte maestre, anzi forse ho avuto più maestre che maestri. Beh, professionalmente, quando cominciai a studiare il cinema, ero molto attratto da questa regista napoletana che era stata la prima a mettersi dietro la macchina da presa in Italia, si chiamava Elvira Notari, mi sembrava una figura eroica, leggendaria, perché il cinema era sempre stato un mondo maschile e invece poi andando a guardare di pioniere ce n'erano state ed erano state molto coraggiose. Ne parlavo spesso con Lina Vermüller, altra importante figura femminile del nostro cinema, che ho frequentato e che ho conosciuto per molti anni. Aiutatemi altre che ci sono state, adesso ce ne sono molte di più. Sì. Liliana Cavani, come no, Liliana Cavani, quando da ragazzo vidi Il portiere di notte, beh, fu la conferma che una regia femminile potesse essere ancora più forte a seconda delle storie di una regia maschile. Poi ci siamo arrivati tardi in fondo alla diffusione di questo tipo di ampiezza, ma meno male che è arrivata e speriamo che si allarghi sempre di più. Per esempio recentemente ho visto, che non avevo visto quando è uscito, l'ultimo film della regista della Rohrwacher, dico solo il cognome perché la confondo sempre con la sorella attrice, La Chimera, Sì. che è un film bellissimo, bellissimo. Non ho avuto l'opportunità di dirglielo, ma appena la incontrerò glielo dirò. Quindi abbiamo anche avuto maestre nel cinema e ne abbiamo ancora di più oggi e spero che ce ne siano ancora di più in futuro. Il film di Paolo Cortellesi l'hai visto? C'è ancora domani? Assolutamente sì, l'ho visto, l'ho molto apprezzato e sono molto contento del successo che ha avuto. Dunque, io ho visto Vermiglio a Venezia perché ero in giuria e ho aderito con grande entusiasmo al fermento della giuria dopo che avevamo visto questo film, il cui premio è stato assegnato, come del resto quasi tutti i premi di quest'anno, all'unanimità. Quindi l'ho molto apprezzato. Ho amato anche il film di Sorrentino, che è un film che fa discutere, un film che spacca il pubblico, ma in genere quando un film divide il pubblico vuol dire che è un film che propone riflessioni interessanti. Non avrei saputo, io ho apprezzato la dichiarazione di Paolo quando ha detto ma in fondo io già qualcosa ho fatto, è un riconoscimento importante, l'ho avuto, bene che si dia l'occasione, l'opportunità a una giovane regista. Ho apprezzato la saggezza di questa sua dichiarazione e la faccio mia.